dichiarazione e sul grado di ipocrisia da 1 a 5, che grado dà? Pago lo stipendio per risolvere i problemi. Gli sbarchi rispetto all'anno scorso sono passati da 100.000 a 19.000. Sto lavorando per aumentare le espulsioni facendo quegli accordi che i miei predecessori non hanno fatto. In Europa dormono o, se è peggio, sono complici. È per questo che stiamo cercando alleanze esterne, sistemazioni esterne per eventuali nuovi arrivati. L'ultimo che può dar lezioni all'Italia e agli italiani è il signor Macron, visto che dall'anno scorso ha respinto quasi 50.000 persone, comprese donne e bambini, ai confini con l'Italia. Quindi lezioni di bontà e generosità da chi respinge a migliaia e migliaia non ne prendiamo. Intra-UE o extra-UE le scelte? Dentro e fuori dall'Europa. Se a Bruxelles dormono, il governo italiano ha diritto e dovere di cercare soluzioni anche al di fuori dell'Europa. A Bruxelles almeno abbiano il buon gusto di tacere. Se raggiungiamo un accordo col governo albanese non è che da Bruxelles possano dirci no, poveri profughi scappano dalla guerra ma non vogliono andare in Albania. Se scappi dalla guerra vai dove ti mandano.